Pochi istanti al via la quinta corsa, un confronto per cavalli di 4 anni, vincitori da 6 a 20.000 euro in carriera. Qualche problema ai finimenti per Furia Love Baldo, con Manuel Pistone ed Enrico Montagna che provvedono a sistemare il tutto. Cavalla che ora sembra pronta per andare insieme agli altri al via, si rimette il freno e sembra tutto pronto. Corsa in cui è proprio Furia Love Baldo la favorita, numero 2 dello schieramento, allieva del team di Vignano, con il pistone in salchi, cavalla molto veloce al via, reduce da un successo a Milano. Le alternative sono Forrest AS e Freya Baba. Forrest AS reduce da una rottura a Modena in partenza all'uscita dai nastri, in precedenza 2 buoni successi. Freya Baba sta inanellando una serie di prestazioni importanti. Tutti i primi e secondi posti di recente per il bel Sauro da Twister B. Tutto pronto, autostart che si mette in movimento, all'1 Forrest S, Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, 2 Furia Love Baldo, Manuel Pistone, 3 Favilla Jet, Lorenzo Baldi, 4 Freya Baba, Francesco Pettinari, 5 Fire Black, Alexis Sanchez, 6 Fanello, Alessio Di Chiara, 7 Flor de Canela, Andrea Bigliardi. Cavalli che vanno ad allinearsi dietro le ali del mezzo meccanico lungo la curva di sinistra. Autostart già con progressione ben avviata quando entra in dirittura. Con cautela il 6 di Fanello. Partiti ed è veloce Freya Baba che prova a scavalcare Furia Love Baldo e ci riesce. E così Freya Baba in vantaggio nei confronti di Furia Love Baldo all'imbocco della prima piegata. La terza posizione per Favilla Jet che precede Forrest AS, 200 metri iniziali da parte di Freya Baba in 14,2. Freya Baba che sullo scatto secco è passato nei confronti di Furia Love Baldo, la terza posizione per Favilla Jet, poi Forrest AS che sembra volersi avventurare al largo dopo 400 metri iniziali passati dal leader in 29,2. Prosegue a buona cadenza Freya Baba che si mantiene 3 lunghezze avanti a Furia Love Baldo che rimane seconda. In terza posizione Favilla Jet, galoppa Forrest AS, quale provava a risalire 600 metri passati in 44,9. Forrest AS squalificato. La Freya Baba che è in vantaggio nei confronti di Furia Love Baldo, gli altri decisamente più indietro con Favilla Jet che prova a ricucire il gap. Flor de Canela in quarta posizione avanti a Fire Black e poi Fanello. 800 in 58,6, la messa giù molto pesante Francesco Pettinari in salchi a Freya Baba che mantiene cadenza importante anche al chilometro, passato in 1:13,4. Freya Baba al comando, Furia Love Baldo che prova ad andarlo a riprendere ma per il momento non riesce nell'aggancio con il leader che viaggia ancora visivamente bene a 500 metri dal palo. Freya Baba passa la retta di là ancora in 14,3, 1:27,7 3/4 di miglio da parte di Freya Baba, prova a riavvicinarsi Furia Love Baldo ma fa fatica, si avvicina con maggior decisione ai primi invece Flor de Canela quando siamo all'ingresso dell'addirittura d'arrivo e Freya Baba entra in chiara evidenza nei confronti di Furia Love Baldo e Flor de Canela. Freya Baba in chiaro vantaggio nel finale, Freya Baba che viene a fare un ciocco cronometrico vincendo di quanto vuole al secondo Furia Love Baldo, al terzo Flor de Canela. Ancora 29,5 ad arrivare, 1:12,9 per il successo di Freya Baba. Francesco Pettinari in salchi per il training di Andrea Sarzetto. La proprietà è quella della scuderia Elida. Vince il Sauro da Twister B con un percorso di testa di pregevolissima fattura, netto assunto da parte di Freya Baba che batte anche il record in carriera, porta a casa la vittoria in coast to coast. Freya Baba, Francesco Pettinari, Andrea Sarzetto, la scuderia Elida.